Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. È in corso a Palermo la 12ª assemblea dell'ANCI Sicilia per l'elezione del presidente e dei componenti del Consiglio regionale dell'associazione. I lavori sono stati aperti con i saluti del presidente Leoluco Orlando. Il segretario generale Mario Albano ha poi proceduto con gli adempimenti per la costituzione dell'ufficio di presidenza, presieduto dal sindaco di Messina Federico Basile. All'assemblea sono presenti il presidente Lars Gaetano Galvagno, l'assessore regionale alle autonomie locali Andrea Messina, l'assessore regionale al territorio Elena Pagana, il prefetto Maria Teresa Cucinotta e il presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI Enzo Bianco. A prendere il posto di Leoluco Orlando a capo dell'ANCI Sicilia sarà Paolo Amenta, sindaco di Canicattini Bagni, candidato di una lista unitaria. Dovrà scontare 12 anni di carcere un uomo di Alessandria della Rocca in provincia di Agrigento. Si tratta di Carmelo Padovano, 44 anni, condannato in via definitiva anche al pagamento di una multa di 9.000 euro e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici per i reati di estorsione, truffa e violenza sessuale. L'uomo, che si spacciava per occultista e guaritore, è stato arrestato dai carabinieri della caserma di Mussomeli in esecuzione a un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta. Un giovane di 29 anni e uno di 19 sono stati arrestati dai carabinieri a Catania dopo il ritrovamento di una pistola, di alcune munizioni e di droga in una stalla nel quartiere Picanello, di proprietà del primo, e di alcune dosi di marijuana nell'abitazione del secondo. Nella stalla del 29enne i militari hanno sequestrato una pistola Beretta calibro 7,65 con il caricatore inserito e il colpo in canna, risultata poi rubata nel 2014 a Rosolini, oltre a 15 involucri contenenti complessivamente 150 grammi di marijuana e 2 bilancini di precisione. In casa del 19enne hanno invece sequestrato 7 dosi di marijuana confezionate per la vendita al dettaglio. Arriva una pronuncia a favore di una cittadina di Catania vittima di truffa. L'arbitro bancario e finanziario ha condannato la società PostePay a risarcire alla donna 9.000 euro sottratti attraverso numerosi prelievi fraudolenti. Nei mesi scorsi la risparmiatrice aveva ricevuto sul proprio cellulare un SMS apparentemente proveniente dall'account Posteinfo, nome utilizzato nelle comunicazioni autentiche inviate da PostePay, ma si trattava di SMS spoofing, una tecnica che consente ai malviventi di introdursi nelle conversazioni originali dell'istituto bancario, raggirando facilmente l'utente propenso a fidarsi di un SMS proveniente da un account a lui noto. La BF ha chiarito che PostePay non aveva adottato meccanismi di tutela del cliente idonei e non aveva garantito l'attivazione di misure adeguate a scongiurare condotte fraudolente. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 16.